E rieccoci qua al nostro appuntamento goloso. Oggi vi preparo un'altra perla della gastronomia siciliana. Sto parlando della pasta incasciata o incasciata. Come si dice? Per chi non fosse siciliano, queste due parole suonano molto ma molto simili, eppure hanno un significato diametralmente opposto. E adesso vi spiego quali sono. Incasciata significa inserita all'interno di un contenitore, quindi questa pasta viene inserita all'interno di un contenitore, una teglia o, come prevedevano le origini, un tegame in coccio, pressata all'interno, incastonata e poi veniva cotto, da lì incasciata, quindi dentro una cassa, che sia una teglia o che sia un tegame in coccio. Incasciata invece, questa pasta viene condita col formaggio cacio, da lì incasciata. Quindi come vedete il nome suona molto ma molto simile, ma hanno due significati diametralmente opposti. Ma il vero nome di questa pasta qual è? Boh, io sinceramente ho fatto un'indagine e non lo so. C'è chi sostiene una teoria, chi un'altra. Ma io personalmente mi iniziai fruttiendo perché comunque sia incasciata o incasciata è buonissima. Ormai tutta la Sicilia la fa, ma ognuno con le proprie modifiche. Ma sempre modifiche senza andare a stravolgere la ricetta. Perché io in giro ho visto cose abominevoli, parmigiano, mozzarelle, scamoezze, c'è di tutto di più. Signori miei, il parmigiano in Sicilia forse sbalcò subito dopo l'americani, perché prima di allora in Sicilia gli unici formaggi erano caciocavallo o pecorino siciliano. Altri formaggi grattugiati non ci racconto le origini. Questo piatto sostanzialmente veniva usato nei periodi festivi, quindi o Pasqua o Natale, perché appunto è un piatto molto ma molto ricco. Piatto veniva cotto all'interno appunto di queste terrine di terracotta sulla brace. Nel comune di Mistretta usavano prepararlo così. Oggigiorno lo si fa spesso, per esempio, all'interno dei forni a legna, ed è anche esso una cosa meravigliosa, ma noi siamo a casa, ci dobbiamo adattare. Forno di casa, ingredienti ovviamente genuini e sempre di qualità, e tu facci all'interno del prosciutto cotto, salame, uova sode, del caciocavallo semistagionato, ma va bene anche fresco, il ragù siciliano aggiunta di piselli, caciocavallo stagionato grattugiato, ma lo si può sostituire tranquillamente anche con del pecorino siciliano, melanzane e la pasta tortiglioni. Diamo qualche piccola variante. Il prosciutto cotto, io sto usando prosciutto cotto, c'è chi usa anche la mortadella per esempio, io non l'amo moltissimo nella pasta. Allora, la prima cosa che andiamo a fare è un po' di sbarazzo perché sennò non potremo ir avanti. E andremo a tagliare le melanzane e a friggerle. Adesso vi faccio vedere una tecnica semplicissima per evitare che le melanzane assorbano tanto olio. Girate da questa parte e vi faccio vedere. L'estremità e tagliamo fette grosse. Dopodiché ne andremo a ricavare dei bei cubotti. Grossi, non piccolini. E andiamo giù di melanzane. Raggiunto questo grado di cottura le possiamo togliere e mettere su una placca. Loro sono precotte. Allora, le melanzane le dovete precuocere, quindi quando vedete quel grado di colorazione non vi preoccupate, sono cariche di olio. Le tirate fuori e le mettete su una placca senza carta assorbente. Vi accorgerete dopo qualche minuto che loro cominciano a gettar via l'olio. Da quel momento in poi, adesso vi faccio vedere quello che dovete fare. Vedete? Come sono belle cariche d'olio? Li andremo a tuffare in olio bollente intorno ai 180 gradi. Questo farà sì che la melanzana, alla fine della cottura, diventerà bella, dorata, asciutta e croccante. E adesso vi faccio vedere il risultato finale. Ed eccole qua. Le mettiamo ad asciugare un attimino e poi vi faccio vedere il risultato finale. Visto? Asciutte, croccanti, ma come potete notare si sono rimpicciolite moltissimo, per cui vi ho detto di tagliare i tocchetti di melanzane belli cicciotti, perché poi si rimpiccioliscono in cottura, ma come vedete perfettamente asciutti e croccanti. E adesso continuiamo la ricetta. Fritte le melanzane, praticamente abbiamo quasi terminato la ricetta. Acqua bollente sul fuoco, andiamo a mettere giù la pasta, mi raccomando, acqua bollente salata ovviamente, e scendiamola a metà cottura. Vado a mettere giù la pasta e poi passo alla preparazione dei salumi e delle uova. Prendiamo i pezzettini di prosciutto e li andiamo a cubettare
nella misura che più desideriamo. Noi troppo piccoli nel salame e facciamo esattamente la stessa cosa. Facciamo la stessa cosa con il caciocavallo. Le uova le andremo a tagliare a fettine. Perfetto, praticamente siamo quasi arrivati alla fine. Dobbiamo assemblare il piatto e poi cuocere. Io ho dei tegami in terracotta, che sarebbe obiettivamente la cosa migliore, tipo questo qua o questa monoporzione. Ma se voi non li avete, non vi preoccupate, usate la vostra teglia da forno, quella a cui siete più affezionati, verrà buono ugualmente. Ma l'importante è che prima cospargete le pareti e il fondo con un filo di olio e un po' di pan grattato e vi faccio vedere io come l'assemblo. Anche qua libero arbitrio, fate quello che volete. Iniziamo mettendo alla base un po' del ragù, pochissimo. Poi vado ad inserire prosciutto e caciocavallo cubettato. Vado ad inserire la pasta. Mi raccomando, pasta al dente. Okay, iniziamo a fare gli strati. Abbiamo messo un po' di ragù sul fondo dopo aver messo olio e pan grattato e facciamo un primo strato di pasta. Poi, a seguire, caciocavallo, qualche cubetto di salame e le uova sode. Caciocavallo grattugiato e giù di secondo strato. Quindi io qua ho ancora spazio e metto caciocavallo, ancora un po' di salame e uova. E giù di pasta, questo è l'ultimo strato. Non dobbiamo fare altro che mettere una manciata generosa di cacio. Forno preriscaldato 200 gradi fino a totale gratinatura. E ovviamente se il video vi è piaciuto mettete un like e lasciate un commento. Se potete, magari sarebbe anche gradito che voi questo video lo condivideste con amici e parenti, con le persone insomma a voi più care, perché queste vostre interazioni favoriranno l'algoritmo di YouTube nel far ricercare tutti quanti i miei video e ovviamente il canale ne gioverà e ne gioverete anche voi perché vi proporrò sempre più tante ricette succulenti. Adesso, finito lo spot pubblicitario, continuiamo la ricetta. Bella